questa conferenza stampa nel corso della quale Sua Eccellenza l'Arcivescovo presenterà la fase diocesana del Sinodo dei Vescovi della 16ª Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Buongiorno a tutti. Oggi è una festa importante, una memoria importante per la vita della Chiesa. È la memoria di Santa Teresa d'Avila, la quale scriveva così: chi ha come amico Gesù Cristo può certo, e segue un capitano così magnanimo come lui, può certo sopportare ogni cosa. Gesù infatti aiuta e dà forza, non viene mai meno ed ama sinceramente. Infatti ho sempre riconosciuto e tuttora vedo chiaramente che non possiamo piacere a Dio e da Lui ricevere grandi grazie se non per le mani della sacratissima umanità di Cristo, nella quale Egli ha detto di compiacersi. Don Tonino Bello diceva che Dio ha un pallino fisso di amare il mondo. Cristo è venuto ed è entrato nella storia del mondo per amarlo, non per giudicarlo. Cristo è pienezza di misericordia perché ha totalmente abbracciato e condiviso con la sua umanità la condizione di ogni uomo. La contemplazione non distrae l'uomo dalla quotidianità della vita, bensì, riconducendola nella divinità del Figlio di Dio, le ridà senso. Mi sembra che questa considerazione può essere sempre attuale. Far sì che l'incontro con Gesù diventi fonte e motivo e opportunità di incontro con tutti i fratelli per ciò che riguarda il nostro cammino sinodale. Il Santo Padre ha indetto il Sinodo con questi tre termini: comunione, partecipazione e missione. Do alcune indicazioni. L'apertura del Sinodo nella fase diocesana avverrà il giorno 17, domenica, alle ore 19 in cattedrale. Ci sarà un collegamento in streaming con 14 parrocchie dove potranno afferire i fedeli di quei territori, e senza escludere con questo la possibilità che nelle singole parrocchie chi è ben attrezzato possa crearsi un collegamento e favorire i fedeli della propria comunità. Però io vorrei sottolineare: non si trasmette una notizia da telegiornale, né tantomeno si assiste ad uno spettacolo. È il modo in questo tempo di pandemia che non consente grandi adunanze di poter vivere tutti quanti una forma di partecipazione comunionale in luoghi diversi, però tutti come se fossimo un'unica comunità orante in preghiera. La comunione, la partecipazione e la missione sono tre parole che, cercate e vissute, ci coinvolgono contestualmente e in maniera sinergica. Non c'è la priorità gerarchica di un termine o di una espressione sull'altra. Il tempo della consultazione avverrà da ottobre ad aprile del 2022, non solo nella comunità ecclesiale, ma l'obiettivo è quello di coinvolgere tutto il popolo, quindi un'attività inclusiva e non esclusiva del mondo ecclesiale. Questo è un po' quello che è emerso anche nelle varie consultazioni, nei vari momenti, soprattutto di sensibilizzazione fatta prima dell'apertura ufficiale del Sinodo nel nostro territorio ecclesiale, nella nostra Chiesa. Quello che è emerso un po' nell'attività di sensibilizzazione fatta quando abbiamo incontrato tutti i vicariati della diocesi. Al tempo della sensibilizzazione quindi seguirà il tempo della consultazione, che verrà strutturato per modi, tempi e contenuti con la collaborazione tra responsabili delle comunità ecclesiali, il referente per la CEI, padre Roberto Romeo,
la segreteria, referente per la CEI e per la segreteria generale, più le 4 commissioni teologica, metodologica di spiritualità, la commissione consultiva di orientamento e gli uffici diocesani per la pastorale, per gli uffici diocesani per gli impegni pastorali. È già stata distribuita una prima brochure illustrativa e sintetica con le indicazioni di base per affrontare il cammino sinodale. Una particolarità, qualcosa che ho voluto sottolineare specialmente per la giornata di oggi in preparazione dell'apertura del Sinodo. Essendo un cammino di spiritualità ed essendo un momento forte di spiritualità, io pensavo e ho pensato, per questo l'ho proposto, di vivere, invitando i fedeli a vivere oggi un momento penitenziale, un piccolo gesto di penitenza, da coniugare però con la carità, con un'attività di carità e ancora un momento di adorazione, un momento di preghiera. Questo è un po' quello che abbiamo davanti. Naturalmente se si cammina insieme nessuno può correre avanti agli altri e lasciare gli altri indietro, nessuno può essere un motivo per bloccare totalmente i passi che ognuno di noi fa. Quindi auguro a tutti i fedeli e anche un invito esplicito a tutti coloro che magari non sono non fedeli, non sono forse praticanti, ma che dentro si sono posti la domanda chi è Gesù, oppure la domanda, o dentro nel loro cuore hanno il desiderio di conoscere Gesù, che si aprano a forme di dialogo e ci diano l'opportunità di poterci incontrare per vedere se realmente questa offerta di Gesù, che è umanizzato, che ha assunto la nostra natura umana, di questo Dio che è il pallino per l'uomo, per il mondo, possa trovare risposta e accoglienza. Io sono stato catapultato dall'Arcivescovo all'interno di quella che possiamo chiamare l'equipe organizzativa e in realtà sto ancora prendendo coscienza di quello che sarà il mio compito, il mio servizio. Ho già letto tante cosette che sono arrivate dalla CEI in merito a questo particolare compito del referente, che in realtà tutto sommato dovrebbe avere la capacità di ascolto di tutte quelle che sono le risposte, le sollecitazioni che dal popolo di Dio verranno poi ad essere consegnate alle commissioni per stendere alla fine una sintesi organica. Credo che l'esperienza del Sinodo possa diventare una straordinaria esperienza di revisione di noi stessi e del nostro modo di essere Chiesa. Lo stesso Arcivescovo diceva durante l'incontro di lunedì scorso nella chiesa di San Francesco all'Immacolata che il Sinodo è un processo ecclesiale in fieri, si va costruendo, questo lo sto verificando immergendomi in quanto mi viene chiesto di fare. Effettivamente è così, stiamo cercando di capire cosa poter proporre e in che maniera, perché è vero che non deve essere una indagine statistica, ci è stato appena ricordato, tuttavia abbiamo bisogno sicuramente delle indicazioni, un metodo, una strada, anche perché è con una strada, siun odos, sinodo, la strada, il camminare. Abbiamo bisogno di individuare questa strada da percorrere insieme. Nel contesto di una Chiesa in uscita, come Papa Francesco desidera che sia la nostra comunità ecclesiale, estroversa, non ripiegata su se stessa, la Chiesa si pone sulle strade degli uomini in dialogo col mondo di oggi, come ha sottolineato poc'anzi l'Arcivescovo, per ascoltare le ferite, le istanze, i problemi che salgono dal cuore di tutti, nella consapevolezza che lo Spirito Santo soffia dove vuole. Ci sono germi di verità, pezzetti di bene nel cuore di ogni uomo, per cui noi non possiamo monopolizzare la verità, lo Spirito Santo, ma metterci in ascolto di quelle
di quella parola di Dio che, anche se inconsapevolmente, impercettibilmente, ogni uomo porta dentro. E quindi suscitare domande, provocare sogni, profezie, più che dare risposte preconfezionate, c'è una domanda di senso, una domanda sul senso, sulla pienezza della vita, che sale dal cuore di ogni uomo. E la nostra Chiesa è invitata appunto a intercettare queste domande di senso e cercare di captare lo Spirito Santo che sale da ciascuno.